Buonasera signori e signori. Visto che dobbiamo rimanere a casa e non ci passa più una beata massa, dobbiamo tenere impegnato il tempo in qualche maniera. Allora oggi vediamo una tipologia di pasta che si chiama strozzapreti. Strozzapreti, come suggerisce la parola, venivano fatti in antichità dalle mogli durante il giorno di festa e invitavano i parroci a casa. Essendo che i mariti erano molto gelosi del fatto che le mogli cucinavano per il parroco, allora loro speravano che questi preti si strozzassero con il mangiare, ecco che si chiamano strozzapreti. Gli ingredienti, ve li spiego, sono molto semplici. Abbiamo 1 kg di farina e 600 di acqua. Ora, la ricetta vuole questi due ingredienti principalmente, niente uova, niente sale, niente di niente, era una ricetta molto povera. Però noi possiamo aggiungerci un pizzichino di parmigiano all'interno e volendo su 1 chilo possiamo aggiungerci anche un uovo per rendere l'impasto un po' più. Ma noi la facciamo classica. Eccoci qua, adesso il nostro impasto è finito, raccogliamo gli ultimi pezzi, di nuovo la stessa tecnica di ieri, dobbiamo far venire fuori una bella pallina che andremo a suddividere in 3 parti e lasceremo riposare. Le lasciamo riposare circa una mezz'oretta o un'oretta, dopodiché ci dedichiamo al sugo per gli strozzapreti. Allora, adesso procediamo con il sugo mentre la pasta si riposa, perché altrimenti se andassimo a tirarla adesso ci spacchiamo le braccia, perché si è formato il glutine e adesso la pasta deve riposare prima di essere tirata a mattarello. Intanto noi facciamo un soffritto di cipolla, olio, ci aggiungiamo le zucchine tagliate a striscioline, che se volessimo essere fighi in francese si chiama una julienne, un po' grossolana. Andiamo a spadellarli, poi a parte ci spadelliamo il pollo. Ok, saltiamo tutto insieme con un pochino di panna e un pizzico di zafferano. Adesso spadelliamo anche il pollo a parte. Adesso il pollo è pronto, ci andiamo ad aggiungere le nostre zucchine spadellate. A questo punto, signori, decidete voi, potete aggiungerci o del peperone per renderlo un po' così tricolore e spadellarci i nostri strozzapreti, oppure decidere di metterci un goccino di panna e un po' di zafferano. Ok. Ora la nostra pasta ha riposato un'oretta, andiamo a tirarla. Ok, adesso la nostra pasta l'abbiamo tirata, si vedono tutte le venature del tagliere. Ovviamente se voi non avete il mattarello potete tirarla tranquillamente con la nonna papera. Adesso non facciamo altro che tagliare delle strisce. Allora, adesso vi faccio vedere un po' come si fanno. Si prende la striscia in mano e si inizia a arrotolare su se stessa. Vedete? Così, molto semplicemente. Arrotolo e taglio, arrotolo e taglio. Ok? Molto semplici. Questi qui, vedete, più o meno dopo uno che prende la dimensione riesce a farli più o meno lunghi tutti uguali. Però l'importante non è la lunghezza, l'importante è il sapore. Eccoli qua, gli strozzapreti sono pronti. Adesso andiamo a gettarli in acqua bollente finché non vengono a galla, un minutino circa. Ecco qua, i nostri strozzapreti sono cotti. Eccoci qua, i nostri strozzapreti adesso sono pronti, sono stati ben mantecati con dell'acqua di cottura nel nostro sugo. Andate a servirli a piacimento e ricordatevi di abbinare tutto a un buon vino bianco. Puoi muoverti che non ho tutta la serata. Senti, non hai niente da fare, allora stai zitto che devo impastare, ci metto 2 minuti, ma noi possiamo fare 2 minuti di video qua a guardarci. Ma io ho altro da fare. Non mi interessa, stai lì, Ok. soffri. Scusa, non vengo pagato abbastanza. C'è la gente a casa che non c'è niente da fare e noi dobbiamo salvarli.